Bentrovati, oggi conosceremo meglio, più da vicino, una delle cultivar tipicamente calabresi. Parliamo della Roggianella, se ne è discusso a Tarsia nel corso di un partecipato convegno. Presente anche a questo incontro il Consorzio IGP Olio di Calabria. Abbiamo il Presidente Massimino Magliocchi, anche il Consorzio ha dato un importante contributo perché poi si è parlato sì della cultivar, ma insomma si è parlato anche della crisi che purtroppo investe il settore, delle possibili strade, poi per venirne fuori ne parleremo tra poco. E tra i relatori il nostro Nino Iannotta, chiaramente un esperto proprio delle cultivar del territorio, dicevamo la Roggianella che è proprio di quella zona, vero dottore Iannotta, di Tarsia, ha delle caratteristiche particolari questa cultivar. Sì, diciamo che la Roggianella, per meglio dire la tondina, perché laddove è stata descritta nella letteratura esistente si chiama tondina, Roggianella sarebbe un sinonimo, cioè un po' determinata anche dalla origine Roggiano, Roggiano Gravina, Tarsia, Terranova, quelle zone lì e anche i paesi di lingua albanese. È una delle cultivar, diciamo, della costellazione del patrimonio olivicolo calabrese, che è stupendo da questo punto, dal punto di vista genetico. E la Roggianella o la tondina la possiamo considerare uno degli elementi di punta, perché dà luogo a un olio molto elegante, un olio fruttato medio con dei sentori di carciofo e pomodoro all'esame organolettica, ma che ha anche un bellissimo profilo lipidico perché ha un'acidità acido oleico superiore al 75%, quindi meravigliosamente espressa, e un bellissimo rapporto anche tra grassi saturi e insaturi che la rendono, diciamo, una cultivar particolarmente interessante. Anche la pianta è molto particolare, una pianta robusta. Sì, la pianta è rustica, è abbastanza resistente, diciamo, alla maggior parte delle malattie, è poco alternante, non è molto alternante rispetto ad altre cultivar dove, diciamo, l'alternanza di produzione si esprime a livelli ancora maggiori ed è, diciamo, un'espressione, un potenziale molto importante perché attraverso, diciamo, queste espressioni così sensoriali, anche chimiche, nutrizionali, i polifenoli per esempio viaggiano a 250 i polifenoli della Roggianella che diciamo, sono un'espressione molto alta, perfettamente in linea con quanto pretende ci sia nell'etichettatura IGP, perché, certo, per rispondere a queste esigenze bisogna essere così. C'è anche nel disciplinare, ecco. Chiaramente. Poi vorrei dire che in effetti questa cultivar così interessante, diciamo, può avere anche un ulteriore sbocco, perché già dà luogo a un prodotto di grande qualità, di eccellente qualità, però potrebbe anche potenzialmente superare questa eccellenza di qualità, andare addirittura uno step maggiore attraverso gli oli monovarietali, perché per la Roggianella sarebbe possibile fare effettivamente un olio monocultivar con il 90% di questa cultivar, dando luogo a un olio particolarmente standardizzato che è quello che pretendono, diciamo, i grandi mercati internazionali. Allora, siccome noi viviamo questa crisi, questa congiuntura dell'olivicoltura, di cui poi magari ne possiamo anche parlare un attimo, allora dobbiamo centrare gli obiettivi principali. Il primo fra tutti è quello di completare la filiera, perché noi abbiamo questo equivoco, questa lacuna di non completare la filiera. I nostri produttori producono st'olio, poi si vende all'ingrosso, si vendono queste masse di olio e invece la filiera andrebbe completata, cioè il produttore dovrebbe arrivare fino al confezionamento del prodotto, arrivare fino alla bottiglia, meglio ancora se è una bottiglia etichettata IGP e ancora meglio ancora di più se oltre all'etichettatura IGP ha anche l'etichettatura di monovarietà. Allora tu
in queste condizioni ti puoi presentare sui grandi mercati internazionali e offrire, diciamo, un prodotto molto competitivo sul mercato, perché poi di questo discutiamo, noi dobbiamo stare sul mercato, dobbiamo trovare la competitività e quindi abbiamo diversi modi di raggiungere questa competitività, poi magari dopo ne parliamo anche più dettagliatamente, ma uno dei sistemi è questo di portare la qualità, l'eccellenza, cioè di aggiungere valore aggiunto, appunto. E su questo interviene il consorzio IGP, anche Olio di Calabria, abbiamo il presidente Magliocchi, proprio il suo contributo in questo interessante convegno, abbiamo visto un po' prima le immagini relative all'incontro che c'è stato a Tarsia, quindi diceva il dottore Iannotti bisogna essere competitivi, insomma cercare di attrezzarsi, no? Non lasciare, per così dire, le cose a metà, quindi fare la produzione, venderla all'ingrosso e poi la strada che prende l'olio poi si vede, invece no, bisogna davvero seguire dall'inizio alla fine, no? Fino al consumatore finale. Questo, dobbiamo vedere anche la consegna al produttore finale che deve essere anche educato, no? a questo gusto particolare di questa varietà di cultivar, perché tra poco lo sentiremo anche da un esperto, da Pellegrini, che insomma ha assaggiato questo olio e ci spiegherà un po' quali sono le caratteristiche, il gusto un po' particolare, e non tutti sono abituati a questo gusto, però insomma il consorzio può avere anche un ruolo importante, no? Per cercare di diffondere anche questa cultura tra i produttori. Lei parla di essere competitivi ed è proprio questa funzione di competitività che fa emergere quello che è il significato e il ruolo del consorzio. Cioè un consorzio di produttori di un determinato territorio, quale è la IGP Olio di Calabria, è quel soggetto che va a valorizzare quelle che sono le nostre cultivar, le nostre produzioni, le nostre qualità e via dicendo. Ma questo appunto per essere a salvaguardia di un mercato che di competitività c'è un marasma, cioè di oli di provenienza di tutti i paesi, di tutti i luoghi, che si prestano ovviamente a tante sofisticazioni, a tante adulterazioni, eccetera. E noi dobbiamo preoccuparci a far sì che la nostra produzione, che qualitativamente è una delle più pregiate, cioè questo ce lo conferma quotidianamente la scienza medica del valore delle cultivar calabresi, e noi dobbiamo dare questo input, dobbiamo dare questo segnale, dobbiamo salvaguardare tutte queste cose e difendere questa qualità e il lavoro dei nostri olivicoltori, che quotidianamente si impegnano a mantenere alte questi valori. Valori che noi ormai ci tramandiamo da secoli, non è da oggi che la Calabria porta sulle tavole dei consumatori il proprio olio. È un olio che nel corso dei secoli si è migliorato, ecco, è qui perché la storia olivicola è parte integrante della storia della nostra regione, proprio perché l'olivicoltura è uno dei momenti più importanti anche commercialmente per quella che era la vita degli agricoltori che ci hanno preceduto. E questo fa sì che ci possiamo oggi fregiare di questo marchio importante, di questo marchio che dà sicurezza al consumatore. Il consumatore si ci avvicina perché è cosciente di quelle che sono le prerogative di una legge che salvaguarda tutto quello che è il contenuto di quella bottiglia a marchio IGP, e oltretutto c'è un'origine territoriale ben identificata e che dà ancora maggior voglia al consumatore di avvicinarsi e sentire i profumi e gli aromi anche della nostra terra, di questa bella Calabria che esprime
tante bellezze naturali, ambientali, eccetera. Quindi noi ci sforziamo a far sì che questo valore sia mantenuto nel tempo, che non venga sopraffatto da quelle che sono le produzioni quotidiane. Ma noi, il dottore Iannotta accennava prima a quelli che erano determinati valori quali i polifenoli. Noi ci siamo dotati di un disciplinare che è il mezzo più importante a salvaguardia non solo del consumatore, ma anche a salvaguardia di quello che è il lavoro dell'olivicoltore. È un disciplinare che non scende con polifenoli al di sotto dei 200, che è la soglia minima per incominciare a parlare di qualità. Quindi noi siamo i difensori di quella che è la qualità, partendo proprio da questi numeri, perché i polifenoli sono quelli che salvaguardano tutte le malattie che ci vengono indicati dalla scienza. Certo. Gli antiossidanti naturali. Gli antiossidanti naturali che ci preservano da tutte quelle che sono queste malattie di cui oggi tanto se ne parla. Per non parlare poi dei perossidi, che non devono essere superiori ai 12, perché superando questa soglia si va in prodotti buoni ma non di qualità, ovviamente, perché poi il massimo dei perossidi mi pare che sia 20 per rientrare nei parametri normali. Ecco, questi sono dati che a volte anche gli olivicoltori e produttori ci pungono, perché si dice che siamo stati troppo restrittivi, ma in questa fase diventa per noi importante non solo per noi, ma proprio per salvaguardare l'olivicoltore, perché noi dobbiamo oggi presentarci sui mercati con un prodotto di qualità, considerato che lo garantiamo ed è garantito, è considerato anche che purtroppo la Calabria si porta avanti un marchio che gli è stato impresso tantissimi e tantissimi anni fa, che era l'olio, il marchio dell'olio lampante, e ci identificano purtroppo ancora oggi come Calabria produttrice di olio lampante. Anche se poi prendono l'olio calabrese e correggono gli oli un po' più... Ma è stato sempre così, perché certo. È vero, c'era una determinata zona del nostro territorio che per la sua conformazione, per le sue cultivar che coltivava, era destinata a fare solo olio lampante, ma era decentrato in un determinato territorio, faceva parte di quello. E ovviamente queste piante, che sono piante enormi, avevano delle quantità di olio anche enormi, per cui principalmente era quello. Però c'era tutta un'altra fascia della nostra regione, che credo che sì, almeno allora era già il 70% della produzione regionale, che portava con cultivar quale la Roggianella, per non parlare poi della Carolea, della Dolce di Rossano, della Cassanese, eccetera, grande qualità. E noi l'abbiamo avuto sempre questo. Però non veniva riconosciuta, perché arrivavano i grandi commercianti, i grandi imbottigliatori delle altre regioni a prendersi il nostro olio di qualità e imbottigliarlo sotto i marchi loro, che magari i grandi imbottigliatori erano in Liguria, in Toscana, in Umbria, come lo sono tutt'oggi. Ed era purtroppo non conosciuta come olio di Calabria. Ecco, il marchio, pur oggi imbottigliando l'olio a marchio IGP Olio di Calabria in un'altra regione, esce esclusivamente con quel marchio, e questo è un dato importante da sottolineare ai più, perché se il nostro produttore, e noi ecco parliamo di grandi produttori, non dimentichiamoci che siamo la seconda regione italiana produttrice di olio di oliva. Noi abbiamo produttori che mediamente hanno una produzione annua di 300 quintali di olio. Di contro non abbiamo
grandi aziende imbottigliatrici, tranne pochissimi nostri consorziati, hanno una potenzialità di poter imbottigliare la propria produzione, ma poter ritirare centinaia, migliaia di quintali per imbottigliarli non hanno, non c'è questa potenzialità. Ecco anche perché, al di là di quello che ci sottolineava quando abbiamo fatto il disciplinare la Comunità Europea, che c'è il libero commercio delle produzioni, noi abbiamo dovuto sottostare anche a questo. Quindi, al di là, ecco, di questa imposizione comunitaria, ma se andiamo ad analizzare meglio proprio questo aspetto, ben venga l'imbottigliatore di Udine che viene qua in Calabria ad acquistare 1000, 2000, 3000 quintali di olio a marchio IGP, certificato, catalogato, etichettato, numerato, e che quando lui lo porta ad Udine non esce con la sua etichetta esclusiva e quindi a marchio olio italiano, no, esce esclusivamente a marchio olio IGP di Calabria, con l'altro vantaggio, perché il commerciante e l'imbottigliatore di Udine ha una clientela vasta su altri territori, su altre regioni, fuori dei territori nazionali, a cui andrà a portare quest'olio e verrà conosciuto quest'olio di Calabria anche in tutti gli altri paesi e in tutte le altre regioni. Quindi su queste cose è bene che ognuno di noi a volte se la faccia questa domanda: fin quando vale questo IGP e quando può valere questo IGP? Anche perché oggi il consumatore che va allo scaffale e deve fare delle scelte predilige esclusivamente quelli a marchi comunitari e le acquista in modo sicuro. Oltre a pensare che chi va a immettere sul mercato, cioè l'importatore, il rivenditore, che possa essere a immetterlo sul mercato, diventa anche per lui più facile inserire nel mercato i prodotti a marchio. E stiamo avendo richieste specifiche. Ci sono piccole nostre aziende che sono sia produttrici e sia imbottigliatrici di olio, che stanno aumentando i loro volumi di affari anche perché hanno produzione a marchio IGP. E questo è un dato importante. È importante, sono esempi ed è la valorizzazione, oltre che del nostro prodotto, anche di quelle culture di cui si è parlato anche a Tarsia. Torniamo a Tarsia, perché ci sono stati qualificati importanti e qualificati relatori, tra questi il nostro Massimiliano Pellegrini, capo panel, che un po' ha assaggiato quest'olio e insomma ha spiegato quali sono le caratteristiche. Io la chiamo Roggianella, dottore Iannotti, sono Tondina, ma anche altri nomi, però mi piace Roggianella come nome. Allora ascoltiamo proprio Massimiliano Pellegrino. Questa è una cultivar permanente, proprio la cultivar centrale, proprio l'areale proprio di origine di questa varietà, e qui si esprime al meglio. Questa varietà, se lavorata opportunamente con olive che non sono tutte completamente invaiate, ma cercheremo di spiegare proprio stasera questo, che non bisogna solamente fidarsi della resa, ma anche andare alla ricerca di quelle che sono le caratteristiche organolettiche appunto dell'olio, che si esprime normalmente in un fruttato intenso di oliva verde, con dei sentori caratteristici che si riguardano verso i frutti rossi, che sono molto piacevoli, molto prorompenti. E si conclude tutto il quadro aromatico con un amaro piccante abbastanza deciso e persistente, che si traduce sempre nella presenza di elevato numero di percentuale di fenoli nel suo interno. Questo fa sì che è una grandissima varietà, basta solamente saperla lavorare affinché si riescano ad ottenere questi risultati.
Appunto quest'amaro no, piccante non a tutti può piacere, è vero, dottore Iannotta? È una questione anche di educazione del palato? Soprattutto una questione di educazione del palato e di acculturamento, diciamo, delle qualità dell'olio. Perché l'amaro e il piccante intanto esprimono un'alta presenza di sostanze fenoliche, perché da quello dipende l'amaro e il piccante. Queste sostanze fenoliche, abbiamo visto, hanno un'importanza strategica ai fini salutistici, perché sono dei potenti antiossidanti e quindi come tali rappresentano la prevenzione per le malattie. E noi su questo aspetto salutistico della qualità dobbiamo molto puntare. Poi è evidente che anche il gusto va educato in un certo modo, anche perché diciamo, il nostro obiettivo è quello di raggiungere mercati particolarmente importanti, che noi non vogliamo restare sui mercati locali, anzi in queste circostanze si è sentito parlare, io diciamo, sono inorridito quando ho sentito qualcuno che parlava di chilometri zero. Parlare di chilometri zero per l'olio significa avere il cervello zero, perché noi non abbiamo, diciamo, la necessità di collocare il nostro prodotto a Castiglione Cosentino. O al vicino di casa. Al vicino di casa. Noi dobbiamo raggiungere i grandi mercati internazionali, quelli dove c'è un target di consumatori abbienti, quindi capaci di riconoscere la qualità culturalmente, dal punto di vista sensoriale, e poi riconoscerlo anche dal punto di vista economico, perché poi è chiamato a un maggiore esborso e deve pagare. Noi non più tardi di un mese fa, in un convegno dove abbiamo fatto una trasmissione nostra recentemente a Cosenza, abbiamo avuto, diciamo, un ricercatore di nomisma che ci ha portato dei dati molto interessanti, ci ha mostrato come il maggior incremento di olio d'oliva di alta qualità si registra in alcuni paesi che sono paesi particolarmente abbienti. Lui faceva vedere come per esempio l'India il 23% in più del consumo di olio d'oliva e anche gli Emirati Arabi, oltre naturalmente ai mercati storici tipo gli Stati Uniti o anche il Giappone. Allora le destinazioni commerciali nostre sono quelle, quindi a distanza di chilometri, parecchi chilometri, migliaia di chilometri. Allora sentire fare discorsi di chilometro zero per l'olio, qui allora è da suicidi proprio praticamente. Beh, perché è una risorsa, è un'importante risorsa economica anche Sì. del territorio, e quindi bisogna, per questo lo diciamo sempre, bisogna valorizzare e cercare di risolvere, tra virgolette, quei problemi che ancora impediscono purtroppo. Certo, noi purtroppo a questo riguardo io concordo con lei, abbiamo dei notevoli punti critici, l'ho sottolineato anche nella relazione che ho fatto a Tarsia. Purtroppo abbiamo dei grandi limiti infrastrutturali e strutturali in Calabria. Infrastrutturali perché è vero che noi vogliamo raggiungere questi mercati lontani, questi mercati particolarmente interessanti, però poi abbiamo delle carenze infrastrutturali, per esempio nel digitale, non abbiamo le frequenze di internet, le frequenze telefoniche. Nel mondo si parla di 5G, noi qui ci sono punti dove non abbiamo neanche 1G, cioè non c'è campo, non si può, e allora non è possibile poter interfacciarsi con i mercati internazionali. Bisognerebbe che queste infrastrutture, insieme alle altre, per esempio parlo dei trasporti, gli aeroporti, i treni che sono lentissimi, eccetera, non sono ormai consone a un'agricoltura, nell'agroalimentare in generale, io non parlo solo per l'olio, ecco, ma se le clementine prodotte a Valencia arrivano sul mercato a Francoforte mezza giornata dopo essere state raccolte e quelle di Sibari ci arrivano dopo una settimana, allora vediamo che la differenza è diversa, no? Allora, noi ci dobbiamo fermare pochi istanti per la pubblicità, ma ripartiremo da questo problema, un problema che interessa purtroppo tutta l'agricoltura calabrese e che penalizza purtroppo anche gli sforzi che vengono fatti quotidianamente per migliorare le produzioni. Ci vediamo tra poco.
Ed eccoci tornati in studio. Prima di andare in pubblicità con il dottore Iannotta stiamo parlando di uno dei fattori che frena proprio lo sviluppo del nostro settore agricolo, cioè la carenza infrastrutturale che penalizza, dicevamo, gli sforzi che quotidianamente i nostri agricoltori fanno per migliorare il prodotto, per avere un prodotto di qualità. L'obiettivo è l'internazionalizzazione, quindi portare questi nostri prodotti sui mercati esteri, ma purtroppo il gap infrastrutturale frena e non poco questa ambizione, ecco, e questa necessità, io aggiungerei, perché se noi diciamo che l'agricoltura è un volano dell'economia, dello sviluppo del nostro territorio, se non ci sono le condizioni per far sì che questo comparto diventi davvero trainante per l'economia calabrese, allora di che parliamo? Poi per l'olivicoltura, oltre a questi problemi infrastrutturali che sono molto gravi, come abbiamo visto, ci sono anche dei problemi strutturali, perché i nostri impianti sono vecchi, sono obsoleti, sono piante in larga misura millenarie, cioè abbiamo grandi aree dove praticamente si esprime un'olivicoltura ormai non più sostenibile. Lo diceva poc'anzi il presidente Magliocchi quando parlava di produzione di oli lampanti, diciamo, ormai collegati all'immagine della Calabria, che ci rovina moltissimo, dovuta al fatto che si raccoglieva da terra, eccetera, quindi si facevano oli ad altissima acidità libera, addirittura ben oltre il 4% consentito, si arrivava fino al 20-21%, lampante appunto per essere utilizzata a scopi energetici e basta. Allora queste carenze strutturali andrebbero modificate, andrebbero fatti degli impianti moderni in grado di poter essere gestiti con criteri moderni. L'agricoltura oggi non è più agricoltura in senso stretto, l'agricoltura oggi è gestione del territorio, quindi bisogna assumere dati, bisogna gestire l'ambiente, bisogna gestire il paesaggio, bisogna utilizzare le pratiche culturali in maniera razionale, corretta, in maniera da ottenere un prodotto effettivamente di qualità, perché la qualità si costruisce in campo, non viene certo, la natura ci dà una grossa mano, però da sola... Esatto. E tutto questo dovrebbe essere inserito in un piano generale, ne abbiamo parlato anche col Presidente, anche in occasione di questo incontro a Tarsia. Ora occorrerebbe che ci sia un'istituzione, un ente, in questo caso la Regione e quella preposta, che faccia, diciamo, un piano, una strategia, lo può chiamare, chiamiamolo piano olivicolo, chiamiamolo come vogliamo, però noi abbiamo 180.000 ettari di oliveto in Calabria, sono troppi. Dobbiamo ridurre il numero complessivo di ettari e aumentare la produzione per ettaro, in maniera da far migliorare la situazione rurale, cioè la redditualità delle imprese olivicole. Questo dovrebbe essere l'obiettivo. E poi c'è anche un altro fattore, un altro limite notevole, che è quello della dimensione aziendale ridottissima. La frammentazione fondiaria nell'olivicoltura ci fa raggiungere un'azienda media che oscilla tra gli 1 e i 4 ettari. Quindi, diciamo, non sono superfici tali da poter sostenere gli investimenti necessari per ammodernare le strutture. Allora queste strutture, per essere ammodernate, devono sì rientrare a livello di indirizzo in un piano generale, ma devono trovare anche le risorse economiche per sostenere. Un povero olivicoltore con un ettaro di oliveto non può andare a spendere centinaia di migliaia di euro per attrezzarsi dal punto di vista tecnologico. Allora occorrerà trovare delle vie che sono quelle della cooperazione, però anche quella dell'assistenza tecnica, quella della supervisione istituzionale, quella della canalizzazione delle risorse. Noi abbiamo questi soldi, questo PSR, questi soldi, questi finanziamenti che ci giungono dall'Europa, però andrebbero canalizzati in maniera corretta e inseriti in un contesto generale, in un piano, appunto in una strategia di sviluppo territoriale dove vengono prefissati e raggiunti gli obiettivi più importanti. E proprio su questi punti, proprio recentemente, Presidente, gli agricoltori, gli olivicoltori calabresi sono scesi in piazza proprio per sostenere, no, la necessità di interventi concreti per aiutare le aziende a crescere, quindi a non fermarsi, a guardare avanti. Insomma,
questo spirito, no, di stimolare anche le istituzioni va avanti, perché non ci si può fermare così, perché le aziende, abbiamo queste aziende piccole che hanno difficoltà anche a stare sui mercati, che combattono contro un gap infrastrutturale che non dipende da loro poi insomma colmarlo. Ci sono le istituzioni che dovrebbero intervenire per risolvere dei problemi atavici di questa nostra terra. Allora bisogna continuare a far sentire la voce, a mostrare anche il prodotto, il lavoro che viene svolto quotidianamente. Guardi, noi purtroppo ci troviamo a pagare 3 anni di seguito di produzione quasi zero, un po' per attacchi parassitari, un po' per la siccità, un po' per tutte le altre inclemenze del tempo. Gli olivicoltori, specialmente in questo ultimo triennio, si sono trovati veramente in momenti particolari di produzione, di conduzione dell'azienda stessa. Quest'anno pare che ci stiamo un po' riprendendo con la produzione, però purtroppo di contro andiamo a verificare che quella che è una buona produzione, una produzione di qualità, questi 3 anni ci hanno penalizzato con la scarsa produzione e quindi interventi di oli provenienti da altri territori, con un prezzo che penalizza tantissimo. Oggi noi con una partenza di 3 anni fa di 5,20 euro, parliamo di prodotto all'ingrosso, oggi ci troviamo con punti di 2,80 euro. Adesso lascio un po' fare i conti a chi di olive e di olio ne sa qualcosa, se un costo di 2,80 euro al produttore può essere remunerativo. Ma al di là, ecco, di questi inconvenienti c'è poi una serie di cose che le istituzioni dovrebbero tenere da conto, al di là poi, ecco, di questi momenti particolari che ci sono, che ne deve fare anche lei, deve fare la sua parte, l'istituzione. Però è un problema di guardare al di là di quelli che sono i problemi quotidiani, guardare il futuro di quello che è il valore di una olivicoltura calabrese di grande entità. E se non guardiamo a questo, il dottore Iannotta sottolineava la presenza di 180.000 ettari, 20 milioni di piante, 136.000 aziende olivicole. Se non le ristrutturiamo, se non le rimoderniamo, se non le rendiamo al passo con i tempi, siamo destinati a soccombere. Cioè è un'olivicoltura che, per quello che oggi vale, noi parliamo di un valore commerciale dell'olivicoltura per il comparto agricolo è di 400 milioni di euro annuali, cioè non stiamo parlando di entità di migliaia di euro, milioni di euro. Ecco, già questi numeri dovrebbero sensibilizzare quella parte politica a ragionare su quello che è questo valore olio, perché da come stiamo vedendo sia in televisione, per radio, sulla stampa specializzata, sui quotidiani, eccetera, di olivicoltura sembra che in Calabria non ne sappia niente nessuno, quando se si parla di Calabria la prima cosa è che dove vai, ma voi siete i primi produttori di olio, siete grandi produttori di olio, avete un olio eccellente, eccetera, eccetera. Ma la nostra politica dov'è? Dove era? E dov'è? E io mi faccio anche quest'altra, dove sarà? Se già da oggi, ancora oggi, non se ne parla. Noi abbiamo avuto già 3 ministri nell'arco di pochi anni, a partire da Martina, poi c'è stato Centinaia, adesso c'è la Bellanova. Ebbene, qua faccio una parentesi su quella che è la salvaguardia delle nostre produzioni all'estero. Si parla tanto di CETA.
chi ha bene e chi ha male. I CETA non sono altro che la salvaguardia di quelli che sono i prodotti a marchi doppi, IGP, biologici, eccetera, sui mercati internazionali. Noi abbiamo 850 marchi tra doppi, IGP, eccetera. Siamo i primi in Europa. Se andiamo a vedere, a marchio IGP sono pochissimi quelli presenti, specialmente gli ultimi trattati che si sono discussi sono quelli del Canada, del Giappone, del Messico e mi pare anche Brasile. Però questo sicuro. I nostri prodotti quelli sono. Cioè, vogliamo incominciare a vedere, e l'abbiamo fatto presente, perché io citavo prima da Martina alla Bellanova, perché a tutte e tre, in varie occasioni, e non ultimo anche in Calabria, non ultimo quando sono venuti pure in Calabria, abbiamo fatto queste sottolineature. Ma i prodotti IGP, almeno questi nostri IGP che tanto ci sono richiesti e tanto vengono anche taroccati, no? Vogliamo salvaguardarli. Se pensiamo ecco, proprio al Canada, il Canada spende 3 miliardi e 600, circa 4 miliardi di dollari, 4 miliardi di dollari in prodotti simili italiani, mentre per i prodotti di provenienza italiana spende al di sotto di 1 miliardo. Questa la dice lunga, cioè noi abbiamo un parametro di 4-1. Allora vogliamo salvaguardare la parte politica, lì deve intervenire la parte a difesa di queste cose, a difesa di quella che è la nostra origine, di quella che è la nostra qualità. Ma se sono tre ministeri, cioè 3 ministri. Però insomma gli agricoltori ancora si sentono... L'agricoltore è ancora allo sbando. Ma ecco, un'altra cosa che voglio pure sottolineare, quando si è parlato di carenze e problemi di mercato e cose, sì, abbiamo fatto una grande manifestazione noi alla Mezzia Terme lo scorso mese, dove portavamo avanti proprio questo stato di crisi che stiamo vivendo. Ma che cosa è fatto? Che cosa viene fatto? Ma l'olivicoltore, l'agricoltore potrà dedicare una giornata all'anno di una manifestazione del genere. Non è il metalmeccanico o l'operatore sanitario o l'artigiano, eccetera, che può dedicare e fare dimostrazioni quotidiane, perché blocca il suo lavoro, ma non si porta un danno perché blocca la sua giornata. Se lo fa l'olivicoltore, se blocca una giornata la può sopportare, ma se ne blocca 2 ha perso tutto il lavoro di un anno, e questo lui non se lo può permettere. E benedetto Dio, la politica vuole tenere conto, vuole essere anche sensibile a queste cose. Cioè l'olivicoltore, l'agricoltore non può andare quotidianamente a fare scioperi per sensibilizzare il politico, deve essere il politico a chi l'olivicoltore dà fiducia per amministrare la cosa pubblica, essere cosciente di fare quel tipo di attività. Però la cosa veramente che a me oggi leggevo che si parlava di agricoltura, di prodotti di agricoltura della nostra regione, prodotti di nicchia. Io non voglio fare nomi, non voglio essere, perché la Calabria è unica, è tutto, abbiamo produzioni eccellenti, di grande pregio, però non posso privilegiare il prodotto di nicchia a danno di un prodotto che ha un valore inestimabile, perché il valore che abbiamo detto prima è esclusivamente del prodotto, poi c'è tutto il contorno, c'è tutto quello che ruota intorno a questo mondo, che ha un valore altrettanto simile. Quindi qua stiamo parlando di grandi numeri, di grandi
importi, ma se pensiamo manodopera, allora l'agricoltura assume annualmente 56.000 addetti, il comparto olivicolo, non l'agricoltura, il comparto olivicolo assume 56.000 addetti, di cui 46.000 sono nel tempo a rotazione, quindi lavorano sempre, altri 10.000 lavorano saltuariamente. Quindi abbiamo una manodopera importante, è un'industria generale. Allora, il politico, se non sa questi numeri, se non dovesse conoscere, e glieli stiamo dicendo, ne tenga conto, ne deve tenere conto. Lo sviluppo è qui, lo sviluppo, se tu metti da parte queste cose, non puoi aspettare che una agricoltura o una olivicoltura come è la nostra possa essere competitiva poi sui mercati internazionali. Devi intervenire, devi sostenere queste cose, devi privilegiarle, perché la Calabria è agricoltura, innanzitutto agricoltura, esclusivamente agricoltura. Industria noi ne abbiamo. Possiamo dire tutto quello che vogliamo. Allora preserviamolo, ma preserviamo l'olivicoltura, che è importantissima, non è da tenere da parte o lasciare in mano a pochi. Ecco, questo certo, bisogna partire dai territori, come dai territori, diciamo. da tutto quello che è il nostro mondo. Cioè ma il nostro patrimonio. Lo sviluppo, oltretutto l'agricoltura speciale si tira a traino tante altre realtà, quello che può essere l'enogastronomia, l'agriturismo, ma c'è tanto, l'enogastronomia in genere è uno sviluppo turistico e del territorio che viene a portare ancora altre persone che spendono non solo per quello che è un prodotto, ma per tutto quello che è l'artigianato e tutte le altre cose. Certo, perché davvero c'è un mondo dietro, dietro questo la multifunzionalità dell'olivicoltura. Io però vorrei tornare a Tarsia, perché intanto dobbiamo ascoltare anche la seconda parte dell'intervista di Massimiliano Pellegrini, il capopanel, che parla ancora delle qualità organolettiche, l'inserimento nel disciplinare dell'IGP, e poi ci sono anche altri relatori che mi piacerebbe ascoltare, tra questi anche l'Università della Calabria era presente, perché si è parlato anche di altri aspetti molto interessanti. Intanto prego Enzo Leonetti di mandare il contributo con Massimiliano Pellegrini. All'IGP ricordiamoci una cosa importante, quello che è la parte centrale dell'IGP è proprio le caratteristiche organolettiche e la presenza di amaro e piccante, quindi questa varietà le dà. E quindi a questo dobbiamo assolutamente puntare in una miscela che, ricordiamo, l'IGP comunque è sempre una miscela di queste varietà calabresi, è quella maggiormente utilizzata e c'è quasi sempre presente all'interno proprio la roggianella, perché servono appunto queste caratteristiche organolettiche che sono importanti. Questo però bisogna sempre di più cercare di farle comprendere al cittadino consumatore che comunque va ad acquistare proprio questo prodotto, perché ancora purtroppo c'è molto restio le persone ad acquistare dell'olio che si avverte molto l'amaro e molto il piccante, che danno fastidio. Questo dobbiamo sempre di più cercare di educarli, perché questo si traduce in presenza di fenoli, di vitamina E e di tutte quelle componenti che fanno bene alla nostra salute. Ecco, come dicevamo prima, no? L'educazione del palato, ecco, bisognerebbe fare anche a scuola un po' dei corsi, perché bisogna essere consumatori consapevoli, no? Perché dobbiamo sapere quello che andiamo ad acquistare anche da grandi. Però dicevo, in questo incontro interessante che c'è stato a Tarsia c'è anche presente l'Università della Calabria, Cesare Oliviero Rossi, docente del Dipartimento di Chimica. Mi piacerebbe ascoltarlo, perché sono stati individuati anche alcuni componenti minori, quindi vorrei ascoltare questo contributo, poi torniamo in studio. Noi come Dipartimento siamo fortemente impegnati nell'ambito agroalimentare insieme al CREA. Ho avuto anche l'onore di collaborare con il dottor Iannotta durante la mia ricerca universitaria. Di recente mi sono occupato in maniera specifica dell'individuazione di alcuni componenti minori, che sono nel caso specifico l'acido asclepico,
che è un acido che riesce a modellare maggiormente la fluidità di membrana e permette alle cellule di scambiare all'esterno e di comunicare all'esterno modificando la sua fluidità in modo più efficace. Questo acido asclepico è stato rintracciato intorno al 2-3% e varia come percentuale, soprattutto negli uliveti esposti in collina, come nel caso specifico a Tarsia, ed è un modo delle cultivar Rogenella in maniera specifica di regolare la sua fluidità. Quindi oltre alla componente oleica dell'olio d'oliva ci sono queste componenti minori che sono forse quasi più importanti delle componenti maggioritarie e rendono l'olio in maniera specifica di valore più alto. Questo è l'elemento, diciamo, nuovo, guardare non soltanto gli elementi predominanti che generalmente come composizioni sono tutti molto simili, ma guardare gli elementi minoritari. Questi faranno la differenza sia a livello nutrizionale che salutistico. Questa è la nostra tesi. I polifenoli, che sono gli antiossidanti per eccellenza, sono un altro elemento fondamentale per quanto riguarda l'aspetto salutistico dell'olio. Ci sono ricerche nuove, recentissime, dove sono stati anche cibi tipo il cioccolato arricchiti con i polifenoli, con l'oleuperina, che molti ormai conoscono grazie anche ai lavori fatti nella nostra università e nel nostro dipartimento, dove è stato dimostrato che la presenza per esempio nel cioccolato data ad malati diabetici ne riduce, diciamo, possiamo dire che non fa aumentare, cioè non porta a un aumento della glicemia, quindi ha elementi importantissimi sia come antiossidanti come in generale per l'invecchiamento, per l'aspetto salutistico, ma anche ci sono nuove ricerche che dimostrano la loro efficacia e il loro valore. Allora, quanto studio c'è attorno all'olio? Ecco, anche questo è importante sottolinearlo. In questo caso parliamo della Rogenella, ma un po' riguarda tutte le cultivar che sono qui sul nostro territorio. Ognuna di queste cultivar ha le sue caratteristiche anche di gusto, però ci sono queste sostanze, questi nutrienti che sono eccezionali, quindi non c'è bisogno, io lo dico sempre, andiamo a comprare gli integratori e poi abbiamo dell'oro che possiamo avere in cucina, no? Abbiamo dell'ottimo olio extravergine di oliva e davvero altro che oro. Quasi una medicina, no? Per quanto fa bene davvero al nostro organismo e alla nostra salute. Sì, è vero. Noi conoscevamo l'olio per i suoi aspetti, diciamo, lipidici, quindi già dai tempi della dieta mediterranea i fari erano puntati verso gli acidi grassi insaturi, che sono splendidamente protagonisti nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Ma in questi ultimi decenni si è scoperto che nella frazione più piccola dell'olio, quindi una frazione che vale l'1-1,5% della massa dell'olio, ci sono un'infinità di sostanze che sono state scoperte dalla scienza medica, dalla ricerca del campo della medicina, e dove si sono ritrovate queste sostanze che sono effettivamente preziose, come lei diceva. Non solo le sostanze fenoliche, quindi tutte queste discendenti dall'oleuropeina, che è questa, diciamo, molecola di base attraverso cui poi nel suo metabolismo, nella sua degradazione, dà luogo a questi fenoli che noi magari anche un po' impropriamente chiamiamo polifenoli, per dire il complesso delle sostanze fenoliche. Ma non sono queste. Ci sono anche altre sostanze, i tocoferoli, altre vitamine, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, che sono fondamentali proprio nell'ambito della composizione dell'olio. Oltre naturalmente ad alcuni acidi grassi in un primo tempo sottovalutati ed oggi riscoperti, come per esempio l'acido linoleico o l'acido linolenico, che rappresentano, diciamo, quelli che noi conosciamo meglio come omega 3 e omega 6, che andiamo a ricercare negli integratori, nei prodotti che si vendono in farmacia. Andiamo a spendere soldi. Queste sostanze che noi oggi chiamiamo sostanze nutraceutiche, che sono molto vicine a quelle farmaceutiche, perché poi in effetti questi fenoli si vendono anche da soli. Ci sono dei prodotti dove per esempio l'idrossitirosolo viene, diciamo, estratto dalle acque di vegetazione e confezionato con le compresse, quindi si vendono proprio
quindi è molto vicina alla farmaceutica. Noi siamo davvero quasi in chiusura. Io non so se abbiamo lo spazio per ascoltare anche la dottoressa, la professoressa Emilia Sannuto, perché si è parlato anche della storia, no? Delle nostre cultivar nel corso del convegno di Tarsi. Allora, vediamo se possiamo ascoltare questo contributo. Tra poco. Una cosa che voglio sottolineare è l'operato dei monaci benedettini della Abbazia di Camigliano. Si sa che gli ordini religiosi come i cistercensi e i benedettini hanno incoraggiato l'agricoltura nel Medioevo e ci hanno trasmesso la cultura dell'olio. Poi la mia ricerca verte sull'esistenza nella storia tra il Settecento e l'Ottocento di numerosi uliveti che c'erano intorno a Tarsia, tra cui in particolar modo l'oliveto o Olivella, dove siamo ora, ed era una grande estensione di ulivi intorno, proprio a ridosso del paese, e ora invece vediamo che è completamente edificata, è integrato nel resto del territorio urbano. Poi ci sono i frondoi, i cosiddetti trappeti del Settecento, che erano solo 3, in quanto anche se è abbastanza la produzione era abbastanza, anche allora era abbastanza ingente, però abbiamo solo 3 frandoi del barone Campagna, del reverendo Oranges e del dottor Petrellis. Mentre nell'Ottocento vediamo che i frandoi sono cresciuti, diventano 8 e si pensa che la quantità delle olive sia aumentata di tanto. Beh, siamo davvero in chiusura, abbiamo visto storia, cultura, tradizione, gusto, ecco, insomma l'olio speriamo che diventi davvero, no, l'olio extravergine di oliva di qualità, davvero possa fare quel salto, no, IGP, deve essere IGP. IGP chiaramente, che possa fare questo salto, che possa contribuire alla crescita economica del nostro territorio. C'è bisogno però di lavorare tutti insieme, c'è bisogno di conoscere le cose preziose che abbiamo sul territorio, perché soltanto conoscendo i territori, no, saremo in grado di proporli anche all'estero, però dobbiamo essere prima noi calabresi a conoscere i tesori che abbiamo sul territorio. Allora grazie davvero al Presidente Magliocchi, grazie al nostro dottor Nino Iannotti e come sempre grazie anche a voi, alla prossima, arrivederci.